3 film girati sulla gondola. Venezia è la città più bella del mondo, quindi canali e gondole sono stati il set perfetto per diversi film. Oggi vi porto al cinema. Ogni like, commento e follow mi aiuta a raccontarti Venezia dal mio punto di vista, quindi se ti va di farne parte, monta a bordo. Iniziamo con un film a cui io sono molto legato, ovvero Venezia, la luna e tu, dove il mitico Alberto Sordi interpreta Beppi, gondoliere affascinante che ne combina di cotte e di crude. Se mi vede vestito di rosso, è anche grazie a lui. Passiamo all'azione. Nel 1979 James Bond arriva a Venezia ed interpretato da Roger Moore con Moonraker dà vita a una delle scene più incredibili di tutta la saga. Un inseguimento in gondola, ma non una gondola normale, una gondola che nasconde armi e addirittura un motore che la trasforma in hovercraft. Concludiamo con uno dei personaggi più controversi della storia di Venezia, ovvero Giacomo Casanova. Nel 2005, interpretato dal compianto Heath Ledger, il famoso seduttore veneziano appare più volte ripreso a bordo di una gondola. E voi vi ricordate altri film ambientati su una gondola? Fatemelo sapere nei commenti. Intanto andate a rivedervi